A una settimana dall'apertura delle scuole, caos in Veneto sull'applicazione del decreto governativo sull'obbligo vaccinale e di quello del direttore della Sanità Veneta Domenico Mantoan, che prevede una moratoria sui termini del primo. Il sindaco di Treviso Giovanni Manildo ha annunciato che applicherà le regole del Ministero ignorando quelle della Regione. Sulla stessa linea il primo cittadino di Mira Marco Dori, mentre un appello alla calma arriva da Mirano, dove la Presidente dei Comuni Veneti Maria Rosa Pavanello invita i colleghi a non procedere in ordine sparso. Il rischio, sostiene, è che alcuni provvedimenti messi in piedi dai comuni in questo momento di confusione poi non siano sostenibili dal punto di vista giuridico. Siamo tutte istituzioni e dovremmo creare e trovare un dialogo e una modalità condivisa. Io faccio un appello in questo senso anche per dare un po' di chiarezza alle famiglie, al personale. Altrimenti insomma si crea un po', si creano dei fronti, ecco, questo non fa bene a nessuno, delle contrapposizioni, a volte anche delle strumentalizzazioni. Non vorrei che si arrivasse a questo, ecco. Molti genitori, anche qui a Milano, non sanno cosa fare, spiega la sindaca, sono disorientati da questo scontro tra istituzioni e chiedono più tempo per capire. Di sicuro alzare i toni del conflitto non infonde loro serenità. Io auspico che in brevissimo termine ci sia per ogni territorio almeno una linea condivisa tra ASL di competenza, abbiamo le ASL appunto provinciali sostanzialmente un po' dappertutto, ufficio scolastico che è quindi l'organismo periferico del Ministero e comuni, cioè questo sarebbe un po' l'auspicio che io vorrei che venisse preso in considerazione.